Dietro vedete ancora gli alberi schiantati di Vaia, qui vedete quello che sarà la neve, per ora un po' da ricercare, ma quelle che ci sono le seggiovie della ski area di Asiago, le Melette, che sono finalmente funzionanti dopo decenni di tentativi, di idee, di progetti, di finanziamenti. È una sfida imprenditoriale per tutto l'altopiano. Evviva le Melette! Lunga vita alle Melette! Finalmente le seggiovie sono pronte, i cannoni sparaneve in posizione e le nuove raffinate baite sono operative al 100% con obiettivo gourmet amanti della montagna. Così, in attesa di neve e temperatura ideale, la nuova schiarea delle Melette, attesissima, è finalmente pronta a partire. Alla fine siamo riusciti in maniera collettiva a lavorare insieme, i comuni di Gaglio, di Asiago ma anche dell'Altopiano. Insieme con questo gruppo promotore riapriamo le Melette ed insieme abbiamo incanalato la strada corretta, incanalato la situazione e realizzato questo importante progetto di società pubblico-privata che gestiranno insieme questo importante comprensorio. Le seggiovie, le piste tra i boschi, in un'area dove molti hanno imparato a sciare, tornano in una veste nuova quando ormai sembrava tutto abbandonato, con i fondi di confine 8 milioni e gli investimenti degli enti locali, con un totale di 200 soci, compresi imprenditori locali e semplici cittadini. Abbiamo un posto nel quale anche d'inverno il sole tramonta più tardi che in tutti quanti gli altri posti di montagna, proprio perché siamo in un altopiano, e questa vivibilità e questo star bene è quello che si aspetta oggi il turista che viene a visitarci. Il Veneto può quindi contare su un nuovo polo sciistico per ricordare che le montagne non sono solo a Belluno, ma anche nel resto della regione. È una montagna che può essere per i grandi sportivi come per le famiglie o le persone più anziane, ma chi ci deve credere per primo, e l'hanno dimostrato, sono proprio coloro che abitano qui, perché a noi piace vedere la montagna come turisti, ma la montagna è bella se è vissuta, e questo investimento permetterà, tra gli altri investimenti che sono stati fatti sul nostro altopiano, di renderla ancora più vivibile per chi ci abita e per chi ci viene come turista.